Nelle foto scattate dagli investigatori l'immagine della devastazione che la banda era in grado di scatenare. L'acetilene per loro era roba da dilettanti. Per far saltare le casse automatiche usavano esplosivo da cava, materiale così potente da poter far crollare interi edifici. 11 gli arrestati nell'operazione dei carabinieri di Chioggia denominata Black Hole, buco nero. Tra le accuse anche quella di associazione a delinquere. Secondo gli inquirenti facevano parte di un'organizzazione articolata dove ciascuno aveva il proprio ruolo specifico, dalle batterie operative che eseguivano materialmente i colpi a chi si occupava di procurare l'esplosivo e poi una fitta rete di copertura per la custodia dei veicoli rubati per compiere le azioni. In 13 mesi 41 assalti ai bancomat e un bottino complessivo vicino ai 2 milioni di euro. Si tratta di soggetti che avevano già precedenti specifici, alcuni di loro, e che nel tempo hanno migliorato la qualità del loro lavoro, un po' pericoloso. Abbiamo notato che avevano cambiato addirittura il tipo di esplosivo che utilizzavano, alzando sempre più il tiro e arrivando al punto di compiere alcuni atti con danneggiamenti delle macchine che erano parcheggiate fuori dagli istituti bancari. In un caso addirittura avevano danneggiato un balcone e prodotto delle crepe nell'immobile sovrastante l'istituto bancario. L'operazione, scattata all'unisono in Veneto e in Emilia-Romagna, ha richiesto l'impiego di 150 carabinieri, 4 unità cinofile, 2 team di artificieri e un elicottero. Ai sospettati sono state sequestrate armi artigianali, arnesi di scasso e auto rubate.